caso ABB, ai lavoratori della sede di Marostica arriva ora la solidarietà anche dei dipendenti delle altre sedi italiane della multinazionale. La Fiom CGIL infatti ha proclamato per venerdì 2 luglio 4 ore di sciopero in tutti gli stabilimenti del gruppo. Oggi ancora di più serve una risposta di solidarietà e di mobilitazione da parte di tutta ABB, si legge nel comunicato. Insomma, la protesta si allarga e tornano a prendere posizione anche i sindaci del territorio con una nuova lettera con la richiesta di supporto alle istituzioni, primo destinatario il presidente del Consiglio Mario Draghi. Come sindaci facciamo ancora fronte comune proprio per chiedere questa volta a tutte le istituzioni, dal Ministero alle varie commissioni parlamentari, di chiedere un punto fermo ad ABB e di sedersi di nuovo al tavolo della trattativa per salvaguardare gli interessi dei lavoratori. Non si possono trattare le persone così e non si può nemmeno non ascoltare le proposte propositive che arrivano dal territorio, visto che ci sono in questo caso. E ancora il sindaco di Marostica, Mozzo, si rivolge direttamente ai vertici di ABB perché tornino al tavolo delle trattative e prendano finalmente in considerazione la proposta di acquisto arrivata da un imprenditore della zona. Che si mettano una mano sulla coscienza, perché sapere che su un territorio dove si dà una disponibilità di salvaguardare le persone, sono persone, non oggetti. Dobbiamo ricordare, dietro ad ogni lavoratore ci sono delle famiglie. Ieri a manifestare c'erano dei genitori con anche i bambini piccoli, bisogna pensare a loro, al loro futuro.